Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Martedì 22 febbraio, ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0, pronti per tutte le ultime novità con l'oroscopo. Ariete, è un martedì molto favorevole, accettate un lavoro extra con l'intento di rimpinguare le finanze, organizzazione e senso pratico sono i vostri assi nella manica. Nella coppia poi, ottima l'intesa nell'attuazione di un progetto comune che getta basi solide per il vostro futuro. Toro, l'aspetto centrale odierno è l'opposizione tra la Luna e il vostro Urano, più nervoso e ipersensibile che mai. Scaramucce con il partner si intravedono già in giornata. Trattative con un interlocutore poi che vi confonde e vi fa smarrire il filo del discorso, una cosa che voi proprio non sopportate. Discussioni anche con i soci. Gemelli, è tempo di un ritiro momentaneo dalla scena per analizzare con calma la situazione. Questo vi consentirà di affinare le strategie e di valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Se è una decisione quella che state cercando, non rimandate un viaggio, vi aiuterà a ottenere ciò che desiderate. Cancro, la luna alleata di oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa pure gli spigoli del vostro carattere, proprio quello che vi serviva. In virtù del buon umore affrontate gli impegni con leggerezza e positività, chiarimenti e spiegazioni anche in amore. Leone, malumore in vista all'orizzonte, nel rapporto di coppia e con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili, conviene parlare e agire solo se strettamente necessario. Una crisi amorosa può essere superata, purché siate più tolleranti sia nei confronti di voi stessi che dell'altro. Vergine, oggi potete dormire tra due guanciali, la serenità è garantita, è la giornata giusta per godervi il calore e l'affetto delle persone a voi più care. La vostra professione poi riceve stimoli positivi, doni, dimostrazioni sentimentali anche da parte della dolce metà. Bilancia, momento poco brillante invece per la vostra vita affettiva, dubbi e gelosie vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande scandagliate. I cambiamenti interiori non passano inosservati in famiglia, ma avete l'appoggio incondizionato di chi vi ama, ricordatelo. Scorpione, traffico planetario intenso sopra la vostra testa, con la luna che arriva a fare da arbitro. Inizialmente avrete segnali contraddittori, poi tutto volgerà al meglio, tranquilli. Nell'attività siete determinati e aperti alla cooperazione, portate lo stesso spirito però anche in famiglia. Sagittario, sul piano del rendimento è un martedì molto produttivo. Nel lavoro di routine siete pratici ed efficienti e darete una bella sfoltita agli impegni in agenda. Avvenimenti allettanti anche in campo sociale, allaccerete relazioni intriganti, nuove prospettive anche nella professione. Capricorno, i punti fermi di oggi ve li offre la luna. Cercate di frequentare gente, dare spazio a nuovi incontri e soprattutto sorridete fiduciosi al domani. Tutto scorre nel migliore dei modi per voi, iniziative fortunate in campo finanziario, con acquisti quindi sfiziosi per la casa. Acquario, il tran quotidiano vi annoia, la mancanza di spazio vi soffoca e nonostante siate in ritardo con le scadenze vi trastullate senza concludere nulla. Fraintendimenti e dissapori in famiglia forse dipendono dalla vostra difficoltà a esprimere ciò che non va, quindi se volete risolvere, provateci. E chiudiamo con i pesci. A molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari si aprono spiragli o arrivano notizie confortanti, contratti e collaborazioni sono confermati. Giornata perfetta per l'intesa amorosa questo martedì, vivace per la vita mondana, un buon dialogo e chiacchiere costruttive la faranno passare in un attimo. Ed è tutto quindi anche per questo martedì dalle nostre stelle, vi auguriamo una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0